Francesco Rucco mette a segno il secondo colpo. La notte scorsa è stata eliminata la corsia preferenziale degli autobus che strozzava il traffico all'altezza della stazione SVT in Viale Milano. Tengo a sottolineare che non è nessuna guerra contro gli autobus intenso, si tratta solo di ottimizzare purtroppo quelle poche risorse che abbiamo di strade, di renderle fluide perché ogni incolonnamento, come vado ripetendo, ogni incolonnamento è uguale a inquinamento. Quindi noi dobbiamo fare in modo che le macchine transitino il prima possibile senza fermarsi perché questo provoca inquinamento gratuito. Stazione era uno di questi nodi, non penalizziamo i bus più di tanto perché in quel tratto lì non ci saranno di quei problemi e quindi ritengo un sostanziale equilibrio fra le due categorie importanti, cioè quella del trasporto pubblico e quella del trasporto privato. Il braccio operativo che ha messo a segno questo secondo colpo è lui, Claudio Cicero, che 35 ore dopo l'insediamento del nuovo sindaco, a tempo di record, aveva già eliminato la strozzatura all'altezza della rotatoria di Viale San Lazzaro con Via Crispi. Fino adesso, quando abbiamo fatto i due interventi, quello mattutino e quello notturno, ci sono stati clacson e applausi. Adesso speriamo di mantenere questo ritmo perché sono conscio del fatto che la mobilità, come vado dicendo io, è l'unica materia, la prima materia che interessa tutti. E quando dico tutti, dico tutti. Ora il prossimo colpo toccherà Contra Vittorio Veneto, dove ci sono altri restringimenti da sistemare per evitare incolonnamenti. Noi di Rete Veneta invitiamo tutti i telespettatori a farci sapere se ci sono altri nodi da sciogliere nella viabilità di Vicenza. Scriveteci le vostre segnalazioni a vicenza@reteveneta.it e noi, come abbiamo sempre fatto e come faremo sempre, le porteremo all'assessore competente. Oggi dobbiamo adattare la nostra città, soprattutto la parte vecchia della nostra città, a ciò che abbiamo e agli spazi che abbiamo. Nel nuovo invece la progettazione dovrà tenere già da subito conto di queste nuove esigenze, di queste realtà che sono diverse dal passato.